Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, metà in latino, metà in italiano, cioè con sotto la spiegazione di cosa vuol dire in latino, che praticamente dà l'idea che quello che dite in pubblico verso un amico, poi magari dietro le quinte fate altre cose e gli spiegate altre cose. Perché questo titolo? Perché oggi il Marietto vi spiega una finezza che è successa nel 2000, ma prima di questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo gratuito e tutti si possono iscrivere, non c'è limite e non costa niente. Bene cari amici, iniziamo questa piccola pillola del vostro Marietto. E qui il vostro Marietto lo vediamo nell'anno 2000-2003 più o meno. In quell'anno lì era venuto a trovarmi nei miei uffici parecchia gente, politici, militari, un po' di tutto, no? E squadre compasso, un po' di tutto. E un giorno si presenta una signora che suo padre gli ha regalato una multinazionale editoriale, almeno in Italia, grossissima, faceva fatturato a 700 milioni di euro già ai tempi, più o meno, ed era scortata da un manipolo di esoteristi. Beh, insomma, ci siamo messi a parlare, poi a un certo punto ha fatto arrivare suo babbo. Il suo babbo in quel periodo lì era un top 10 dei politici italiani e insomma parlavamo un po' di tutto, di politica, di confini, insomma si spaziava un po' di tutto, abbiamo parlato pochi minuti, insomma. Comunque, morale della favola, a un certo punto io gli chiedo: ma scusi, signor Pinco Pallino, ma chi sono i nemici dell'Italia? Visto che lui continuava a parlare che eravamo in guerra di qua, in guerra di là. Insomma, morale della favola, lui mi dice, mi guarda fisso negli occhi e mi dice: i nemici dell'Italia sono tutti. Anche il vostro Marietto lo guarda un po' imbarazzato, visto che era un peso massimo della politica italiana e aveva sfuggite più di 10.000 dipendenti. Io rimango un pochettino basito, anche perché in quel periodo lì voleva arruolarmi nel suo gruppo, no? Ma visto che il Marietto, lo sapete che è un pochettino così sulle sue, ha voluto stare indipendente. Morale della favola, questo tizio gli dice: guarda, tutti vorrebbero attaccare lo stivale, ma la nostra fortuna è che abbiamo i mari e quindi praticamente restiamo isolati per gran parte del territorio e gli altri hanno difficoltà a venirci ad attaccare, però c'è sempre una guerra sotterranea. Allora il vostro Marietto insomma ha pensato anche lui di fare la sua, e infatti nel 2015 ha incominciato a divulgare come si suol dire, degli ebook sul sito capitano.altervista.org, che tra l'altro la cosa buffa è che quel server che dà gratuitamente questa possibilità di tenere gli ebook in modo gratuito, almeno la pagina web, è sempre di quel signore lì, no? Indirettamente lui è padrone anche di quella società. Comunque, morale della favola, questi ebook non è che sono stati dati gratuitamente perché il Marietto a un certo punto si è svegliato e si è sentito la sindrome di Madre Teresa di Calcutta, è perché giustamente in questi ebook, oltre a esserci del materiale che aiuta le persone, dei circuiti e dei quadranti radiostesici e i circuiti radionici, il vostro Marietto, visto l'evolversi della situazione, no? Perché parlando con questo politico nel 2003, insomma, gli aveva prospettato una situazione veramente scuretta per l'Italia nel futuro, e quindi, perché i suoi veggenti gli avevano già spiegato cosa sarebbe venuto, e quindi il vostro Marietto 4 ha cominciato a fare questi circuiti, ma dentro questi circuiti, che sono gratuiti e vi ripeto si possono scaricare nel sito del capitano.altervista.org, il vostro Marietto ha messo dei numeri cosmici. Questi però non si vedono perché sono scritti colorati in bianco, e questi numeri cosmici praticamente creano una catena vibrazionale, una catena quasi magica, diciamo, e ogni persona che lo scarica e se lo stampa praticamente comincia a vibrare e crea un ombrello vibrazionale che difende l'Italia, perché sono stati fatti apposta
per l'Italia, e quindi ogni persona che ha scaricato questi ebook e li ha stampati praticamente ha contribuito a creare questa catena invisibile che crea un ombrello vibrazionale per tutta l'Italia, e quindi in teoria dovremmo aver fatto una bella cosa tutti, per tutti, e parlo per tutti quelli che l'hanno scaricato e lo hanno anche solamente nel cellulare, perché anche se non è stato stampato, ma basta averlo nel cellulare e questi numerini cominciano a vibrare. Ed è per questo che il vostro Marietto ha cominciato a darli gratuitamente a tutto il mondo, però questi numerini praticamente servono soprattutto per l'Italia, la Germania e gli Stati Uniti. Bene, cari amici, questa piccola pillola è solo per dire anche a quelle persone che mi hanno scritto in PVT più che altro perché sono un po' impressionati da questo nuovo virus, no? Questo nuovo virus che è un po', non so come spiegarlo, un pretesto per incominciare a piazzare, come si suol dire, dei paletti a livello mondiale per far capire che qui la situazione è così, no? In un certo senso hanno ingigantito questa foglia di fico e l'hanno fatta diventare un elefante, ma queste, se qualcuno è sensibile, capisce che sono solamente delle prove per far capire come sta andando la situazione, in che direzione stiamo andando. Però il vostro Marietto si è già mobilitato 5 anni fa, e quindi tutti quelli che hanno le competenze e le capacità devono chiaramente mobilitarsi. Da parte vostra, se state ascoltando questo video, vi chiedo di divulgare questi PDF, non vi costa niente, e in più abbiamo questo vantaggio che hanno dentro questi piccoli codicini che non danno fastidio a nessuno e possono aiutare lo stivale a stare fuori dalla patata bollente che sta arrivando. Bene, cari amici, adesso il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garia Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e a lunedì, se volete collegarvi a Telegram, teniamo un percorso esoterico. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!